coronavirus quanto prima possibile, non sottovalutare i sintomi. È infatti la tempestività con la quale si accerta l'eventuale positività a determinare la gravità della malattia alla quale si rischia di andare incontro, soprattutto se in presenza di patologie specifiche. Sono delle malattie croniche come il diabete, l'ipertensione, oppure una malattia oncoematologica, oppure la difficoltà cronica di respiro. Anche l'età superiore a 65 anni può essere un fattore di rischio. I sintomi. I sintomi sono quelli tipici anche delle malattie influenzali, quindi proprio il mal di testa, il raffreddore, la tosse. Quindi per quei pazienti che hanno uno di quei fattori di rischio, questo tipo di sintomi va preso in considerazione più magari che per i pazienti o per le persone che invece non hanno questi particolari fattori. La tempestività della diagnosi dunque è fondamentale. I nuovi farmaci monoclonali sono in grado, se presi per tempo, ovvero entro 5 giorni dalla comparsa dei sintomi, di curare i pazienti anche a casa e ridurre così le ospedalizzazioni. Abbiamo a disposizione dei nuovi farmaci che possiamo utilizzare nei pazienti non ospedalizzati, perché l'obiettivo di questi farmaci è proprio quello di prevenire le complicanze dell'infezione, quindi l'ospedalizzazione ed eventualmente poi i decessi.